giro di prostituzione è stato scoperto dai carabinieri in alcuni locali dell'Alta Padovana. Secondo le indagini erano coinvolte una quarantina di ragazze, 5 le misure cautelari nei confronti di altrettanti veneti. La morte di Annabella Martinelli mentre si approfondiscono le chat della ragazza e si attende l'autopsia. L'esperto di disagio giovanile parla di fenomeno da affrontare senza tabù. Minacce di morte ai genitori, maltrattamenti contro la madre. I carabinieri hanno arrestato a Chioggia una 32enne già gravato da precedenti penali. Identificati i responsabili della rissa scoppiata a novembre al patronato di Romano De Zelino sono 3 minorenni, un maggiorenne, la lite via social e la decisione di incontrarsi per regolare i conti. A Vicenza giornata di protesta organizzata dal movimento Propalla, contestata dagli attivisti la presenza di imprenditori di Israele alla Fiera dell'Oro a mezzogiorno in momenti di maggiore tensione. Nuovi mezzi di soccorso sanitario in vista delle Olimpiadi, oggi in Piazza Duomo a Belluno Taglio del Nastro alla presenza del neopresidente della Regione Alberto Stefani. Elezioni comunali di Venezia, i circoli del Partito Democratico lanciano la candidatura a sindaco del segretario regionale Andrea Martella. Nella casa di riposo di Tarso la festa per i 108 anni di nonna Fiorina Dalla Libera, originaria del Vittoriese. La mia età non me la sento proprio, ci ha raccontato l'anziana nata nel 1918. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali con il giro di prostituzione che è stato scoperto dai carabinieri in alcuni locali dell'Alta Padovana. Secondo le indagini erano coinvolte una quarantina di ragazze, 5 le misure cautelari nei confronti di altrettanti veneti. Sono durate più di un anno le indagini dei carabinieri della compagnia di Cittadella sul giro di prostituzione che gravitava attorno a un locale notturno di Campo San Piero nell'Alta Padovana, chiuso dopo le perquisizioni della notte, e a un secondo night di Pianiga nel Veneziano. Un imponente giro, movimento di donne sia italiane che dell'Est Europa presso un paio di strutture ricettive dell'Alta Padovana localizzate in Borgo Rico e Campo San Piero, e sostanzialmente nel giro di breve tempo abbiamo capito che queste signore prestavano la propria opera sotto un paravento legale gestito peraltro da 2 società, una SRL e un'associazione culturale. 5 i veneti tra i 50 e i 60 anni destinatari di misure cautelari, tra cui un trevigiano di Resana con 3 di loro agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di firma. 40 ragazze tra i 20 e i 45 anni, italiane dell'Est Europa, si esibivano nei locali a fronte di un contratto e di uno stipendio tra i 60 e i 90 euro al mese, in apparenza regolari. Nei privé del locale, con una tariffa a tempo, 50 euro ogni 10 minuti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avvenivano invece prestazioni sessuali, pagate poi in contanti o addirittura col POS, fingendo che fossero consumazioni. Interessante che l'indagine patrimoniale svolta dal nucleo operativo della compagnia di Cittadella ha permesso di ricostruire una serie di movimenti finanziari messi in atto da 2 di questi promotori che sono finiti agli arresti domiciliari, che consistevano sostanzialmente in un meccanismo di ricezione dei proventi corrisposti dai clienti alle prostitute, lavaggio e ripulitura attraverso una serie di operazioni bancarie e finanziarie utilizzando le 2 persone giuridiche citate, reimmissione nell'economia legale, quindi legittima. I carabinieri hanno anche sequestrato oltre 12.000 euro, mentre le accuse a vario titolo sono di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per 2 di loro di autoriciclaggio di denaro. La morte di Annabella Martinelli, si approfondiscono le chat della ragazza e si attendono dall'autopsia le risposte che tuttora mancano. L'esperto di disagio giovanile intanto parla di fenomeno da affrontare senza tabù. Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio. Verrà eseguita martedì sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne trovata senza vita nel bosco a Teolo, impiccata a un albero. La procura è già ragionevolmente certa che non siano coinvolte altre persone, che si tratti di un gesto volontario, ma si cerca la conferma definitiva. L'ultimo particolare che emerge è quello di un cerotto trovato sulla bocca della ragazza, che potrebbe esserselo applicato da sola. Il giorno dei funerali, ancora da stabilire, sarà proclamato il lutto cittadino a Teolo, mentre i familiari hanno deposto dei fiori sul luogo del ritrovamento, mantenendo però il silenzio. Al di là di questo dramma e più in generale, il pensiero corre ai tanti giovani colpiti dal disagio, un fenomeno
del quale per fortuna si parla sempre di più. I ragazzi si trovano ad affrontare in questi ultimi anni un mondo un po' diverso da quello delle generazioni precedenti, un mondo in cui le prestazioni sono importanti, ogni cosa che noi consideravamo privata in passato è diventata pubblica tramite i social, in cui si sentono spesso sotto un giudizio permanente dei propri pari. E le famiglie cosa possono fare? Come possono aiutare i propri figli? Le famiglie devono in primo luogo uscire dalla logica del senso di colpa, nel senso che è normale attribuirsi una responsabilità, ed è giusto che ci sia chiaramente da un lato una responsabilità, ma uscendo anche dalla logica che ogni forma di disagio sia sempre prevedibile o controllabile. È importante che ci sia uno spazio che crei prevenzione. Ecco, diciamo che la prevenzione del disagio giovanile non passa dalla previsione puntuale di ogni singolo evento o dalla possibilità di annullarlo magicamente. Insomma, del disagio occorre parlare, il malessere dei giovani deve poter uscire allo scoperto e trovare ascolto. Possiamo imparare a parlare del nostro disagio, del nostro malessere, senza patologizzarlo, stigmatizzarlo o considerarlo necessariamente qualcosa di cui vergognarsi. Al contrario, parlare del disagio e dare uno spazio di ascolto al disagio diventa la forma di prevenzione più potente che abbiamo. Minacciava i genitori e maltrattava in particolare la madre. I carabinieri hanno arrestato a Chioggia un 32enne già aggravato da precedenti penali. Minacce di morte, violenze e continue richieste di denaro ai genitori. È finito in carcere un 32enne di Chioggia accusato di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri su ordine del GIP di Venezia. Secondo la procura, l'uomo avrebbe reiterato nel tempo condotte aggressive e intimidatorie nonostante una precedente condanna e la misura della libertà vigilata. A denunciare è stata la stessa madre, ormai esasperata nel mese di dicembre. In un episodio la donna era stata anche costretta a rifugiarsi da una vicina che sarebbe a sua volta stata minacciata di morte dal 32enne. L'ultimo episodio risale allo scorso 30 dicembre. L'uomo avrebbe distrutto oggetti in casa e colpito le pareti a pugni. Le indagini parlano anche di un presunto abuso di alcol e stupefacenti, comportamenti violenti, ripetuti e incontrollati. Per evitare nuove aggressioni, l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. Identificati i responsabili della rissa scoppiata a novembre al patronato di Romano De Zelino, sono tutti giovanissimi. Identificati e denunciati i responsabili della rissa scoppiata lo scorso 5 novembre, poco prima delle 18, nel cortile del centro parrocchiale di Romano De Zelino. Si tratta di 4 giovani, di cui 3 minorenni e un maggiorenne. In quell'occasione era stato il parroco a segnalare l'episodio ai carabinieri che, dopo aver acquisito e visionato i filmati dei sistemi della videosorveglianza della zona, hanno identificato alcuni testimoni, tra cui una volontaria della parrocchia che era intervenuta per porre fine alla rissa. Da quanto i militari sono riusciti a ricostruire, in quell'occasione, a seguito di una lite sui social, 2 minorenni si erano dati appuntamento nel piazzale davanti alla chiesa per chiarirsi. Dopo qualche spintone reciproco, la situazione era degenerata e avevano iniziato a prendersi a pugni. A loro poco dopo si erano aggiunti altri 2, assieme a un terzo soggetto non ancora identificato. Tutto davanti agli occhi di tanti ragazzi che frequentano l'oratorio. Solo l'intervento della volontaria, dicevamo, aveva interrotto la rissa, mentre i responsabili si erano dileguati. Ma il lavoro di indagine dei carabinieri li ha smascherati. Ora è caccia al quinto individuo. Si tratta di un gesto estemporaneo rispetto a quello che è la nostra abitudine di comunità, però ci fa riflettere anche sul fatto che bisogna arrivare ancora più in là rispetto a quello che già si fa. Non è una novità sentire i fatti di cronaca di risse, e invece è un fatto che sul quale dobbiamo porre attenzione, è quello di investire sempre di più sulla prevenzione di questo tipo di situazioni, non solo come amministrazioni ma come rete di soggetti educanti, quindi amministrazione, scuola, parrocchie, società sportive e tutti quanti quelli che sono le associazioni o gli enti che hanno a che fare con i ragazzi. La prima però è la famiglia. Difatti in questa situazione le famiglie sono state coinvolte in modo appropriato proprio per far capire e per essere responsabilizzate su quello che era avvenuto. Da Romano De Zelino a Vicenza, dove è stata una giornata di proteste organizzate dal movimento Propal con gli attivisti che hanno contestato la presenza di imprenditori di Israele alla Fiera dell'Oro, che è stata inaugurata nella giornata di ieri a mezzogiorno, i momenti di maggiore tensione.
Spintoni e slogan scanditi davanti alla stazione ferroviaria, dove è stato necessario l'intervento di forza dei poliziotti per sgomberare gli attivisti che impedivano la partenza dei bus navetta dei visitatori della Fiera dell'Oro inaugurata ieri. È il momento di maggiore tensione durante la giornata organizzata dai componenti di Vicenza per la Palestina, un raggruppamento di associazioni, sindacati di base e centri sociali che hanno voluto manifestare contro la presenza di imprenditori israeliani al prestigioso evento di caratura internazionale. Abbiamo bloccato la navetta come gesto simbolico per interrompere la normalità che sta attorno alla Fiera dell'Oro, per denunciare il fatto che non è accettabile essere complici con l'economia di guerra israeliana. La giornata di protesta era iniziata presto con la realizzazione di un'installazione all'ingresso della fiera che simulava un posto di blocco a Gaza. Verso le 11 poi un corteo si è snodato dalle vie del centro in Viale Roma per raggiungere la fermata dei bus con un messaggio preciso. Ci rivolgiamo alle istituzioni locali, al governo. Sappiamo che già molte sanzioni sono state fatte sia nei confronti dell'Iraq che nei confronti del Venezuela. Niente invece è stato fatto su Israele, per cui il nostro appello è verso le nostre istituzioni. Quello che noi chiediamo al Comune è che sia conseguente, se dice di essere rispettoso dei diritti umani e del diritto internazionale, e Israele venga escluso da tutte le fiere che organizza come socio. Il commercio dei diamanti è uno dei principali commerci che Israele ha per quanto riguarda anche il finanziamento anche del genocidio che sta compiendo, e per questo motivo abbiamo deciso di creare queste iniziative, una giornata piena di iniziative il 17 gennaio, tra cui appunto il blocco della strada principale dove avevamo fatto un checkpoint. Nel pomeriggio una cinquantina di attivisti sono tornati nei pressi della fiera in via della Siderurgia per un sit-in durato fino all'imbrunire. Noi vicentini e vicentine e comunque a tutte le persone che oggi entreranno in fiera stiamo dicendo che all'interno della fiera ci sono dei padiglioni che sono collegati commercialmente, economicamente con Israele, perché hanno la sede a Tel Aviv o hanno comunque dei contatti, e questo a noi non sta bene, e per questo siamo qui a dire che questa cosa a noi non sta bene. Restano in carcere i due ladri acciuffati a Resane, in provincia di Treviso, ritenuti responsabili di diversi colpi, una dozzina almeno tra Bellunese e Marca Trevigiana. Oggi sono emersi ulteriori particolari sulle indagini che hanno consentito ai carabinieri di Feltre di fermarli a poche ore dall'ultimo colpo messo a segno a Castagnole di Paese. In Italia vivevano di espedienti da almeno una decina d'anni circa, si spostavano in auto e in treno, e nello zaino, oltre all'occorrente per scassinare porte e finestre, avevano anche le pattine per non disturbare il sonno dei malcapitati. Il ritratto dei due malviventi acciuffati dai carabinieri martedì scorso in un appartamento a Resana, in provincia di Treviso, è quello di due professionisti di elevato spessore criminale, spiega il comandante provinciale dei carabinieri Carmelo Rustico. Quarantenni di nazionalità albanese irregolari con precedenti specifici. 12 i colpi accertati, di cui 10 in provincia di Belluno, 8 consumati, 2 tentati. Effettuavano delle effrazioni sugli infissi, entrando anche in presenza dei proprietari, anche se non hanno mai effettuato delle violenze, anzi nel momento in cui venivano scoperti si davano alla fuga velocemente. Nel covo a Resana i militari della compagnia di Feltre hanno recuperato gioielli e orologi di lusso, oltre ad accessori e capi di vestiario firmati per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Siamo riusciti a individuarli grazie a un'attività di indagine molto serrata, che ha permesso prima di individuare la zona dove questi trovavano ospitalità durante nei loro periodi di riposo, operavano la notte, quindi riposavano di giorno, e poi da lì con osservazioni sul posto, pedinamenti e attività tecnica siamo riusciti a individuare con certezza il loro covo, e al termine di un altro raid eseguito a Castagnole di Paese siamo entrati all'interno dell'abitazione trovando la refurtiva. A tradire i due malviventi un paio di AirPod, auricolari dotati di geolocalizzazione, che si trovavano nella tasca interna di un giubbotto di marca rubato in uno dei raid fra Santa Giustina e Feltre. La fase conclusiva delle indagini la mattinata del 13 gennaio. Quando a Resana, dopo che avevamo individuato quello che era l'abitazione Covo, avendo appreso da altre attività tecniche dei nostri servizi del raid che si era di fatto commesso poche ore prima nella località di Castagnole di Paese, si decideva di
effettuare questa attività di iniziativa e quindi di fare un'irruzione in quello che era questa sorta di covo dove loro sapevamo che erano alloggiati, e li abbiamo sorpresi ancora all'interno di questi, appunto, di questi alloggi con tutta la refurtiva degli ultimi furti. Nei confronti della coppia è stato eseguito un fermo di indiziato di polizia giudiziaria convalidato per competenza territoriale dal GIP di Treviso, mentre gli atti sono stati trasferiti alla Procura di Belluno, dove è stato commesso il primo furto. Fermati o ti sparo, è questa la minaccia rivolta dai ladri in fuga ad un residente che li stava inseguendo. È successo una delle scorse sere a Fregona, nel Trevigiano. Eccoli due ladri che hanno seminato il panico a Osigo di Fregona nel tardo pomeriggio di giovedì, immortalati dalle telecamere di un'abitazione mentre scavalcano il cancello. L'orario, segnale 17:43. I due sono stati appena sorpresi all'interno di questa villetta dalla proprietaria rientrata a casa. Le basta salire il primo gradino per avvertire una brutta sensazione. Accendo la luce, sento delle persone sopra, al piano di sopra che stanno parlando in lingua straniera. Faccio 2 gradini, poi ci ripenso, esco dalla casa e ho chiamato il 112 Carabinieri. I ladri hanno messo a soqquadro le stanze, portando via alcuni gioielli. È proprio l'intrusione nel privato che lascia l'amaro. Esatto, sì. E la rabbia. Nel frattempo la coppia di malviventi esce saltando dal terrazzino e con grande agilità scappa attraverso i giardini delle abitazioni intorno. Un vicino si accorge di loro e inizia ad inseguirli. Lui riferisce che mentre lui le stava inseguendo, queste persone, una si è girata e gli ha detto stai fermo altrimenti ti sparo. Con un tantan sulle chat, in pochi minuti la notizia dei due in fuga arriva anche agli altri vicini. Alcuni si mettono al loro inseguimento, tra questi anche la signora Anna. Io ho visto 2 ragazzi che correvano di corsa su dietro qua, corso dietro dopo loro hanno saltato il muretto qui dietro e fuori fino sulla strada. E gli ho detto fermi, vi ho visto, però ormai... Come delle cavallette. Cavallette. Erano velocissimi, ma velocissimi. Che aveva fatto una bella perlustrazione, perché uscire e saltare dove sono andati, la via di fuga, non era facile da arrivare al punto dove forse avevano la sua macchina, quindi vuol dire che avevano già fatto una bella perlustrazione. Ed è questo l'aspetto che più preoccupa il sindaco, che invita i cittadini a fare attenzione. C'è da avere un po' di paura, non è che sia, sta gente qui è senza scrupoli, quella spara se hanno le armi oppure se hanno quelle cose ti uccidono, insomma, quindi bisogna stare attenti, è meglio che non facciano polizia, lasciamo fare il lavoro alle forze dell'ordine. A Fregona dallo scorso agosto manca l'unico agente di polizia locale, con il sindaco che era stato costretto a vestire lui stesso i panni del vigile, ma il problema sembra vicino ad una soluzione, anche se De Luca continua a ribadire l'importanza di unire le forze tra più territori per un corpo di polizia intercomunale. Adesso facciamo la selezione, mi pare il 28, e dopo si farà la scelta fra quello che vince verrà assunto, insomma. Io sono convinto che un vigile non è che possa risolvere il problema. Io sono per la unione fra i vigili, farò 20-25 vigili in modo che possano coprire l'area per tutte le 24 ore. Abbiamo chiesto a Vittorio, forse prima non ci sentiva, adesso comincia a sentirci. La polizia individua e denuncia una 22enne che aveva appena truffato un'anziana padovana rubandole oro e gioielli. La truffatrice stava fuggendo in treno. La questura di Padova ha denunciato una donna di 22 anni di origini campane, incensurata, accusata di aver truffato un'anziana 78enne padovana, invalida al 100% e costretta a muoversi su una carrozzina. Un uomo che fingeva di far parte delle forze dell'ordine ha contattato il marito dell'anziana, convincendolo a lasciare la moglie sola in casa in zona Terranegra e a recarsi in un ufficio di polizia per chiarimenti, in quanto sospettato, diceva, di essere autore di una rapina perché sul posto era stata vista un'auto con la sua targa, particolare ovviamente inventato. Subito dopo la truffatrice ha raggiunto la 78enne rimasta da sola in casa. Con la scusa di controllare che i suoi gioielli non fossero quelli della rapina, la truffatrice riesce a farsi consegnare tutti gli oggetti in oro della coppia per un valore di circa 3.000 euro. Subito dopo però la vittima capisce che qualcosa non funziona, avvisando la polizia, e così gli agenti della questura
grazie alla descrizione molto precisa, risalgono a lei e la individuano mentre era in fuga a bordo di un treno e la fermano alla stazione centrale di Milano, denunciandola per truffa. Purtroppo i gioielli non sono stati recuperati. Inoltre, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha attivato la divisione anticrimine per l'emissione di un foglio di via obbligatorio da Padova con divieto di ritorno in città per 4 anni. Ritorniamo nel Vicentino per un caso di intossicazione da monossido di carbonio. Montecchiomaggiore, viene segnalato un caso di fuga di monossido di carbonio. 2 persone, un uomo e una donna, avrebbero acceso un braciere per riscaldarsi durante la notte. Tutto succede in via Leonardo da Vinci. Sul posto i medici e gli infermieri del SUAM 118 che hanno allertato i vigili del fuoco di Arzignano dopo che i loro rilevatori avevano segnalato la presenza del monossido. L'uomo e la donna, intossicati, sono stati portati all'ospedale di Arzignano per essere sottoposti a terapia. Le loro condizioni non sarebbero gravi. A Belluno dove questa mattina sono stati mostrati ufficialmente i nuovi mezzi di soccorso sanitario in vista delle Olimpiadi, c'era anche il presidente della regione Alberto Stefani alla sua prima uscita pubblica nel bellunese. Un lavoro per la comunità anche in occasione delle Olimpiadi, lo ha detto il commissario dell'ULSS 1 Dolomiti Giuseppe Dalben alla presentazione dei mezzi di soccorso speciali acquistati per i giochi ma che resteranno a disposizione in parte all'azienda sanitaria bellunese, altri destinati ai SUEM del Veneto. È un investimento importante, 1,5 milioni il costo dell'acquisto appunto di questi mezzi. Ricordiamo che sono 7 ambulanze attrezzate ad automedica, 5 quad, un furgone per le maxi emergenze e un pick-up, quindi un numero importante di mezzi che naturalmente serviranno durante il periodo olimpico ma che sono stati acquisiti per poi essere portati nel territorio del Veneto. Taglio del nastro dopo una breve cerimonia ospitata nella sala di rappresentanza della prefettura con le autorità in prima fila e numerosi rappresentanti del personale sanitario bellunese e veneto. Un investimento sul personale, sull'organizzazione che sarà poi la legacy che lasciamo, quindi il personale che già lavora nel sistema dell'emergenza, che oggi viene chiamato da tutta la regione a lavorare assieme ai colleghi delle altre aziende, quindi costruiamo questo nuovo rapporto e anche insegniamo procedure nuove per eventi di grandi dimensioni che poi serviranno sicuramente anche in futuro. Oggi, ha detto il presidente della regione Alberto Stefani, insegniamo a tutti cos'è la sussidiarietà orizzontale. Direi che oggi è stata rappresentata in maniera molto importante la capacità di fare sinergia tra enti, associazioni, realtà del territorio e per le Olimpiadi, ma soprattutto per il post Olimpiadi, questa grande forza è un grande investimento per il nostro Veneto. Un'eredità olimpica che non è solo turistica perché ha a che fare con i servizi, la sanità e il sociale. La nostra sfida sarà vincere non solo quella delle Olimpiadi, ma soprattutto la sfida successiva, l'ho definita una maratona che poi durerà proprio per sua definizione nel corso dei prossimi anni. Soddisfazione e applauso è arrivato dalla conferenza dei sindaci dell'ULSS 1 con la neopresidente Viviana Fusaro che ha elogiato il commissario Dalben, il cui mandato scadrà a fine Olimpiadi. Noi lavoreremo molto al fine di poter avere una situazione che ci dia le stesse opportunità che abbiamo ora, insomma, quindi è nostro compito anche come conferenza impegnarci, io oserei dire senza spingermi anche oltre, magari per un'eventuale riconferma, chiaramente. A Venezia invece prime scintille di campagna elettorale con il Partito Democratico che lancia di fatto la candidatura di Andrea Martella a sindaco. Nei prossimi giorni la consultazione allargata a tutta la coalizione di centrosinistra. Duro invece lo scambio tra Simone Venturini e Monica Sambo.
Come Partito Democratico ci stiamo incontrando nei vari territori proprio per consultare i nostri iscritti e le nostre iscritte in merito proprio a questa proposta di candidatura che è emersa dal tavolo della coalizione in merito alla figura del senatore Andrea Martella. La consultazione interna del Partito Democratico veneziano nei vari territori comunali sulla candidatura di Andrea Martella, prossimo sindaco di Venezia, rappresenta il primo passo di un confronto che nelle prossime ore sarà esteso a tutte le forze della coalizione di centrosinistra. Senatore e segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella ha scritto sul suo profilo social: è tempo di contrapporre al fallimento del centrodestra una visione nuova della nostra città. Da un lato Venezia senza abitanti, sempre più spopolata, dall'altro Mestre che purtroppo è diventato simbolo di degrado e insicurezza, quindi una città che invece va ascoltata e va profondamente cambiata. Siamo certi che anche la figura di Andrea Martella possa accogliere queste istanze. Sul versante del centrodestra, il candidato sindaco che appare più probabile per il dopo Brugnaro è Simone Venturini, attuale assessore alle politiche sociali, della residenza e del turismo. I nomi non sono ancora ufficiali, ma le dichiarazioni appaiono già da confronto elettorale. Io credo che il prossimo sindaco e quindi i candidati sindaco devono essere espressione di questa città, non devono essere calati dall'alto, non devono essere in posizioni di segreterie di partito romane e devono essere persone che hanno vissuto in questo territorio. Io credo che sarebbe un ottimo sindaco di Portogruaro, città che conosce molto bene, non so se ha la conoscenza e insomma abbia vissuto questa città come tanti altri candidati sindaco. Dichiarazioni anche un po' scomposte da parte dell'assessore Venturini, che in realtà in questi ultimi 10 anni è stato l'artefice purtroppo di tantissimi problemi legati alla città. Farsi fare anche la morale in qualche modo da chi ha governato 10 anni la città in settori strategici, ricordiamo casa, sociale e turismo, tanto per citarne un altro dei grandi problemi della città, assolutamente non l'accettiamo. Festa di compleanno davvero unica oggi a Tarso, perché non capita spesso di tagliare il traguardo dei 108 anni come nonna Florina Dalla Libera, che parla ai nostri microfoni. Sono proprio arrivata a 108 anni, ma a me non mi pare neanche, a me non mi pare affatto di avere 108 anni. 108 anni e non sentirli. Sono quelli per l'anagrafe di Fiorina Dalla Libera, nata il 1 gennaio del 1918 a Nove di Vittorio Veneto, quando la Grande Guerra infuriava e gli austro-tedeschi avevano occupato il Fadalto. Neanche la guerra non mi ha occupato, neanche a quella. Decisamente solare, nonna Fiorina, attorniata da parenti, amici, conoscenti, è accudita dal personale della casa di riposo di Tarso. Della sua vita cosa mi conta, cosa ha fatto? La mia vita? Sì. Lei pensava che... stiamo a contare tutta la storia della mia vita, che voi quindi siete lì. Regala buon umore a tutti questo esempio di longevità, con il cuore sempre tra le sue case. Nove Vittorio Veneto. Per me è un bel paese, per me è bello. I distrutti che le brutti, ma gli vergognosi di nuovi compagni, perché le belle Nove, perché sono sesta e sono crescesta a Nove. Sono l'ultima dei 10 fratelli. Era la coccola dell'ordine di tutti quanti. Sempre rimasta ai piedi del Pizzoc, a 20 anni si è sposata con un operatore della locale centrale dell'Enel. Una vita semplice, con qualche esperienza nella Finlandia di Serravalle, ma in gran parte passata ad accudire casa e marito. Poi nonna Fiorina si commuove ricordando la figlia tanto desiderata. Sono stata sfortunata. Ho una bambina, dopo 9 mesi che era sposata. E la mia è morta di 6 mesi e dopo non me ne più arriva. Ho sofferto tanto. Ma non si è persa d'animo e così ha intrapreso la strada dell'adozione e poi quella della solidarietà, che l'ha portata a far del bene a chiunque avesse bisogno di un sostegno, dalla semplice visita di compagnia alle faccende domestiche. E oggi quel bene ritorna nel calore di quanti non solo la festeggiano per l'età, ma ogni giorno salgono al culmine tra Tarso e i laghi di Ravine per venirla a trovare. Così hanno fatto gli alpini e il sindaco di Refrontolo, dove Fiorina ha conservato l'ultima residenza, portandogli dei fiori e un biglietto che lei a 108 anni legge ancora senza occhiali. Un caloroso abbraccio e i nostri più sinceri auguri per il tuo compleanno.
Ti auguriamo che questo giorno così speciale sia pieno di tutto ciò che tanti felice è il tuo cuore. Uno spirito solare che l'età non ha appannato, al punto che nonna Fiorina, prima del taglio e del brindisi, scherza così sulle cifre della torta di compleanno. A me non mi pare affatto di avere 108 anni. I vedi scritti là? Sì, però li ha messi sbagliati, le 8 più 1 più 0, 101. Auguri quindi a nonna Fiorina anche da parte di tutta la redazione di Antenna 3. Davvero tutto per questa edizione regionale. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.